Simbolo degli alpini ma anche della vicentinità. Un benvenuto a chi arriva in stazione e si affaccia alla città. Inaugurato il monumento che rientra nella 3 giorni di festeggiamenti per il centenario della sezione ANA Monte Pasubio e che si colloca a pochi passi da Campomarzo con l'obiettivo di conferire un segnale ulteriore di presenza delle istituzioni in città. Un simbolo di solidarietà e pace, una penna alpina che accoglierà chi arriva a Vicenza dalla stazione centrale, un ingresso, quello di Viale Roma, che è anche significativo. Questa è una zona dove la presenza delle istituzioni è importante e gli alpini sono anche un'istituzione. Vuole essere un regalo, vuole essere una festa, vuole essere un significato particolare che dia subito l'impressione e faccia capire che si scende in una terra sana. È così che la grande penna rivolta al Monte Pasubio, immediatamente riconoscibile da lontano, veglia su un mondo avvolto simbolicamente dall'abbraccio degli alpini, come spiegato dall'autore Giuliano Negretto. E la fascia che avvolge la pinna avvolge anche questo pianeta, come volesse prendersene cura e abbracciarlo. Il tutto si inserisce nel percorso di candidatura per ospitare l'Adunata Nazionale 2024 a Vicenza. Il 12 novembre il Consiglio direttivo dell'ANA dovrà infatti scegliere tra il capoluogo berico e le città di Viareggio, Modena e Biella. Devo dire che sarà una partita da giocare fino all'ultimo secondo. Credo che il 12 novembre sia la data della decisione da parte di ANA sulla candidatura 2024. Vicenza ha tutte le carte in regola.